Buongiorno, bentornati con questo nuovo appuntamento con A Voi la Linea, con contributi diretti dal nostro territorio. Il primo weekend in zona gialla a Pordenone ha visto bar e ristoranti pieni complici il 1° maggio con negozi aperti e anche il mercato, uno spiraglio di luce per il futuro, per la FIPE che prosegue la sua battaglia per avere il servizio al banco. Ci racconta tutto Daniele Micheluz. Sentiamo. Buongiorno da Pordenone, siamo in centro al bar 0434 in compagnia di Fabio Cadamuro, che è il titolare del bar ma è soprattutto il presidente della FIPE di Ascom Confcommercio di Pordenone. Facciamo un bilancio, presidente, per quanto riguarda il primo weekend di zona gialla. Intanto, com'è andata? Il primo weekend di zona gialla aveva un significato particolare perché sabato, 1° maggio, festa del lavoro, la grande maggioranza di chi ha potuto aprire ha aperto. Dico così perché voglio ricordare che 1 su 2 ancora non può aprire e non può lavorare in quanto non dispone di spazi esterni come magari possiamo disporre noi. Detto questo weekend è stato anche bello perché la giornata ci ha sicuramente, come tempo, come meteo, ci ha sicuramente agevolato. Inoltre si veniva da una zona rossa, zona arancione, che non ci permetteva, diciamo, di fare un aperitivo, non ci permetteva di stare fuori a passeggiare, se non per motivi che ormai conosciamo tutti. E voglio anche ricordare che da fine ottobre che non abbiamo questo orario prolungato, perché da fine ottobre, quindi novembre, dicembre, gennaio, febbraio, l'ora di chiusura era alle 18, quindi veramente ha avuto un significato molto particolare. Sono contento anche perché il lavoro c'è stato, la gente ha risposto, molto fiduciosa. Devo anche ringraziare i colleghi e i clienti perché non ci sono state particolari criticità, quindi rispetto delle regole, mascherine, distanze, ormai lo sappiamo, dopo più di un anno abbiamo imparato e quindi di questo sono anche contento. Spero di continuare così. Ecco, il 1° maggio, tra l'altro, i negozi qui a Pordenone sono stati aperti, c'era anche il mercato, questo vi ha agevolato, poi anche la domenica molti ristoranti hanno potuto lavorare, insomma si respira un'area di fiducia verso il futuro. Ma penso di sì, nel senso che questo sabato e questa domenica i ristoranti hanno fatto sold out praticamente tutti, i bar eravamo tutti pieni, ripeto sempre nelle condizioni che ormai tutti conosciamo, la fiducia noi ce l'abbiamo. Come federazione questo weekend, venerdì, sabato e domenica, abbiamo fatto una campagna di sensibilizzazione a livello nazionale, poi ogni territorio ha gestito il proprio, per chiedere il servizio al banco, che è un servizio veloce, pratico e sicuro ed è incomprensibile che ci sia vietato. Il servizio al banco permetterebbe anche chi non ha spazi esterni di poter lavorare, e dico lavorare in sicurezza. Ricordo, abbiamo comunque chiuso in zona gialla febbraio piuttosto che marzo, distanza 1 metro al bancone, veloce, rapido, senza grosse attese, quindi non si capisce perché ci sia stato vietato. Ecco, rimane l'ultimo tema che è quello del coprifuoco. Al momento bisogna chiudere e tornare a essere a casa alle 22, il governo ha già promesso di rivedere a metà di questo mese questo limite. Ecco, qual è la vostra sensazione, soprattutto per quanto riguarda i ristoranti, evidentemente? Il coprifuoco in questo momento penalizza soprattutto i ristoranti, penalizza i pub, penalizza i cocktail bar, che diciamo sono quella fascia di categoria che lavora sul cena e dopo cena. Magari un bar di uno come potrebbe essere il nostro, o colazione, caffetteria o pasticceria, magari è meno penalizzato. Io credo fiduciosamente che un'apertura di un'ora o 2 addirittura, quindi 11 o mezzanotte, si possa prevedere per metà maggio. Grazie allora a Fabio Cadamuro, presidente della FIPE di Ascom Confcommercio Pordenone. Per questo collegamento è tutto e a voi la linea. Grazie a Daniele Micheluz, il ritorno della gente in piazza e con la zona gialla preoccupa però gli infettivologi che invitano a utilizzare le mascherine e a evitare gli assembramenti. Nel reparto di Udine si approfondiscono nel frattempo gli studi sulle varianti e sulle monoclonali. A breve partirà una sperimentazione sugli over 50. Sentiamo il dottor Carlo Tascini che lancia un appello a questa fascia di età della popolazione. Dottor Tascini, oggi ho notato per esempio tantissima gente in centro. Essendo in zona gialla è giusto anche che le persone possano riuscire dopo un anno. Si chiede solo di avere un po' d'attenzione e di applicare le regole di mantenere la giusta distanza, ecco, perché ancora
stiamo velocemente vaccinando i più fragili e anche i non fragili, e quindi di una certa età, e piano piano stiamo scendendo. Il bacino di suscettibilità al virus si sta riducendo e quindi il messaggio è di speranza. Ci vuole ancora un po' di pazienza, quindi visto che si può uscire, rispettiamo le regole, così tutti quanti possiamo continuare a uscire, compreso noi che vogliamo uscire dall'ospedale. Senta, la questione delle varianti, prima l'inglese, adesso l'indiana, potrebbe spaventare, spaventa oppure è un'altra variante come tutte le altre? Ma guardi, il virus RNA sicuramente mutano, bisogna starci attento e controllarlo. Adesso dovremmo, insomma, capire, noi abbiamo una completa diffusione, ormai più del 95% da variante inglese, eppure i ricoveri stanno calando, i contagi stanno calando. Quindi vuol dire, secondo me, che questa variante, almeno l'inglese, è stata un po' più virulenta, colpendo persone più giovani rispetto, diciamo, al ceppo originario cinese. Però si sta dimostrando che la vaccinazione e le altre terapie, ad esempio anche la terapia con monoclonali, sono efficaci nell'evitare forme gravi. Lo stesso possiamo considerare la variante brasiliana o sudafricana, che a differenza dell'inglese era stato ipotizzato avesse una escape immunologico nei confronti dei vaccini o dell'immunità prodotta nei confronti del virus cinese, diciamo, dell'anno scorso. Regioni come l'Umbria, che hanno avuto il 30-40% di varianti brasiliane, hanno lo stesso un calo notevolissimo sia dei nuovi infetti che dei ricoveri. Quindi questo ci deve far ben sperare, però non ci deve far abbassare la guardia. Anche qui all'ospedale di Udine stiamo in modo puntuale ricercando le varianti con diverse tecniche precoci che vengono applicate dal laboratorio, dalla virologia, dal laboratorio del professor Curcio, e poi con la sequenza. Al momento vediamo solo varianti inglesi. Senta, come sta andando la cura con i monoclonali di cui ha accennato in precedenza? Sì, guardi, noi monoclonali adesso abbiamo l'uso compassionevole dell'AIFA, che può essere fatto a coloro che hanno i fattori di rischio. Inizieremo invece uno studio prospettico randomizzato contro placebo, approvato dall'AIFA, in coloro che hanno più di 50 anni senza i fattori di rischio. Quindi per tutti i nuovi positivi, che si spera siano sempre meno, cosa che sta avvenendo in Friuli, però se uno ha più di 50 anni e ha sintomi da meno di 5 giorni può essere arruolato in questo studio che ha come capofila l'Università di Verona e Udine come centro co-sperimentatore, e verrà eseguito in altri 15 centri in tutta Italia. E invece test salivari? Test salivari li stiamo, diciamo, validando e sperimentando qui nell'ospedale di Udine, con migliaia di test sono stati fatti. È in atto una procedura di validazione e speriamo che sia la più celere possibile, perché questo ci permetterebbe l'autosomministrazione del test e togliere tutto quel personale sanitario che nell'ultimo anno è stato impegnato nei tamponi salivari. Se posso aggiungere, probabilmente dal prossimo mese inizieremo anche un altro studio, sempre nei pazienti domiciliari, con un farmaco orale contro il coronavirus. Quindi abbiamo il messaggio è di speranza che ci saranno, grazie alle vaccinazioni, alla bella stagione, eccetera, sempre meno infetti, ma comunque cominciamo ad avere degli strumenti per trattare a domicilio i pazienti. Allora, qualche istante di pubblicità e torniamo subito da voi. Rieccoci con a voi la linea, una bella notizia di cultura. È stata presentata infatti questa mattina a Udine la mostra Cambiare, organizzata
a Illeggio dal Comitato San Floriano. L'appuntamento è dal 16 maggio al 17 ottobre. Il curatore Don Alessio Geretti, alla presenza dell'assessore regionale alla cultura Tiziana Gibelli e del presidente della Fondazione Friuli Giuseppe Morandini, ha spiegato il significato della rassegna. L'incontro è stato seguito per noi da Alexis Sabot. Vediamo. Don Alessio Geretti, si presenta la nuova edizione della mostra d'Inleggio, il tema cambiare, un tema anche attuale considerando il fatto che con il Covid tutti abbiamo dovuto cambiare anche il nostro stile di vita. Nella vita non tutto cambia, ma accadono anche cose che cambiano tutto. Cambiare nella vita delle persone è sempre una questione attuale. Lo è oggi in modo particolare con la vicenda della pandemia che stiamo cercando di superare e che ci chiede inevitabilmente di saper guardare al domani con coraggio e creatività. L'arte può insegnarci anche in qualche modo alcune strade per un cambiamento audace e intelligente. Quali saranno gli artisti e quali saranno le opere di riferimento? La mostra avrà molti colpi di scena di bellezza. Da un lato potremo ammirare i grandi maestri del 5 e del 600, per ricordarne alcuni: Tintoretto con la Risurrezione di Cristo o Van Dyck con l'incredibile Tre età dell'uomo, uno dei suoi dipinti più belli. Ma poi potremo ammirare i pre-raffaelliti dell'Inghilterra, potremo restare incantati dal coraggio anche di verità di alcuni pittori del realismo sociale che rappresentano scioperi e lotte per la libertà e il cambiamento delle società ingiuste. Arriveremo fino alla delicatezza degli impressionismo con Claude Monet e al tempo del Novecento con Giacomo Balla, Lucio Fontana, e si aggiunge da pochi giorni, grazie a una fortunata azione dell'organizzazione della mostra, un ritratto di Dora, della amatissima Dora, di Pablo Picasso, un ritratto del 1943 di perfetto cubismo, del tutto inedito, non si è mai visto in Italia fino ad oggi e non si può normalmente vedere perché è in collezione molto riservata. Noi avremo la grande opportunità di farlo conoscere a tutti. Dopo il successo delle scorse edizioni, quali sono le aspettative per questa nuova edizione? La prima aspettativa è che le persone vengano con grande serenità a rigenerarsi a Illeggio, a godere della bellezza in sicurezza, perché abbiamo tutti gli accorgimenti per non avere alcun rischio di salute, e possano anche uscire confortati, incoraggiati e con qualche pensiero. Non so se potremo già tornare ai grandi numeri da 50.000 visitatori a mostra prima del Covid, ma certamente l'andamento delle prenotazioni da diverse settimane a questa parte è travolgente e quindi invito tutti a fare il possibile per non perdersi questa splendida occasione di bellezza ed arte che abbiamo davanti. Assessore, una mostra, quella di Inleggio, piuttosto attuale, cambiare. Noi in questo ultimo periodo siamo purtroppo siamo stati abituati a cambiare la nostra vita dopo la pandemia, con la pandemia. Sì, però dobbiamo pensare anche a una cosa, che nei cambiamenti ci sono sempre delle aperture verso cose nuove e si fanno nuove esperienze. Poi ci sono dei cambiamenti drammatici, la nostra vita è cambiata in peggio decisamente con la pandemia. La vita delle persone che abitavano o ancora abitano, ma tra un po' non potranno più abitarci, in quei luoghi dove ci sono i cambiamenti climatici, per esempio. Io penso che in tutto ci siano delle esperienze positive, in qualsiasi situazione drammatica. E bisogna assolutamente far esplodere le parti positive, perché sennò rischiamo di avere addosso la tristezza di chi invece il cambiamento lo vive solo in maniera negativa. Dobbiamo farle esplodere e dobbiamo guardare oltre il momento di cambiamento negativo, pensando che ricambieremo in meglio. La cultura deve fare questo, deve aiutare, io lo dico sempre, la cultura, così come lo sport e l'attività fisica, sono parti essenziali della nostra vita. La cultura ci è mancata tanto, ci è mancato andare alle mostre, anche se devo dire la tecnologia ci ha aiutato moltissimo perché è vero che in presenza le cose sono diverse, ma almeno un surrogato ce l'ha dato e ci ha fatto arrivare fin qui e speriamo che da qui in poi
le cose cambino. E le bellezze di Leggio e della mostra di Leggio hanno sempre fatto bene a tantissime persone. Naturalmente per la pandemia non potranno raggiungere i numeri delle scorse edizioni, però insomma la gente sicuramente ha voglia di andare a di Leggio. Beh, intanto io sono un inveterata ottimista e non è detto, vediamo cosa succede. Se riusciamo a contenere gli effetti e la campagna vaccinale va avanti in questo modo, io credo che due Monet, Picasso, Caravaggio, Fragonard e un po' di altri ce li potremo godere tutti di persona. Giuseppe Morandini, presidente della Fondazione Friuli, che cosa significa ripartire con In Leggio, con questa mostra che ha avuto un grandissimo successo e con questa pandemia c'è bisogno di cultura? Ma l'edizione di quest'anno della mostra di Leggio secondo noi è un vero e proprio inno alla ripartenza, è un evento di grande richiamo, è un segnale di ritorno alla normalità e anche una spinta forte che viene da un borgo alpino che nel corso degli anni è riuscito a costruire un brand culturale che è riconosciuto in tutta Italia e anche fuori dai confini nazionali, quindi è un'incitazione della quale vogliamo tenere conto e siamo assolutamente grati a Don Gerete e agli organizzatori per il livello che riescono a proporre anche quest'anno. Quali sono le aspettative? Insomma, forse i numeri degli altri anni sarà difficili a riportarli per la pandemia, però... I numeri non sono il parametro di giudizio corretto in questo momento. Credo che il parametro di giudizio corretto sia il coraggio. Ci vuole coraggio per ripartire, ci vuole coraggio per ritornare alla normalità. Don Alessio e i suoi collaboratori sono un esempio assolutamente da copiare. È un'iniezione di fondi regionali, statali ed europei capace di spingere una vera e propria terza rinascita per Udine e Friuli. È questo Friuli Europa, il nuovo piano di investimenti presentato a Palazzo d'Aronco, al cui interno sarà anche inserito Udine 2050, il grande progetto sull'interramento della ferrovia e sulla riqualificazione dell'ex AFAU. Sentiamo. Sindaco, Udine 2050 è un'opportunità di sviluppo praticamente mai vista per la città di Udine che mira a ridisegnare la città stessa. Sì, a ridisegnare la città di Udine, questo è un ruolo che noi vogliamo giocare anche perché abbiamo dei territori in città che sono dismessi oramai da più di 20 anni, mi riferisco all'ex SAFAU, ci sono circa 40 ettari di terreno che devono essere riutilizzati, ma poi vogliamo essere anche protagonisti in questa prospettiva che vogliamo dare a tutto il territorio friulano, non solo la città di Udine, con questa fiscalità di vantaggio per utilizzare, sfruttare i porti della nostra regione affinché le merci che arrivano a Trieste, a Monfalcone, a Portonogaro non siano solo merci di passaggio sul territorio friulano, ma restino qui per essere trasformate da un'industria manifatturiera che è già una bella realtà in Friuli e poi possano trovare i mercati del nord e del centro Europa, perché da qui passa questo corridoio fondamentale che è il corridoio Adriatico-Baltico, un corridoio che movimenta grandi quantità di merci e secondo me ha delle prospettive fondamentali. Il Friuli ha una collocazione geografica molto strategica, dobbiamo sfruttare questa nostra collocazione, ecco perché abbiamo una visione che va al di là dei prossimi anni, abbiamo dato questo obiettivo di Udine 2050 proprio per una funzione molto più ampia rispetto a progetti che invece devono essere realizzati subito, come ad esempio quello di realizzare la circonvallazione esterna ferroviaria alla città di Udine per poter dismettere la linea che porta su al Bivio Vatte e quindi togliere i 5 passaggi a livello che attualmente creano problemi alla circolazione e anche per i cittadini che si muovono all'interno della città di Udine. Ecco perché sì, ricordiamo l'Udine 2050 verrà inserito all'interno di un più ampio progetto che è quello di Friuli Europa, che appunto è un'iniezione di fondi per tutto il Friuli. Per tutto il Friuli, chiedendo una fiscalità di vantaggio perché siamo convinti che questo territorio ha le caratteristiche per poterlo ottenere, sono idee tra l'altro avute anche anni addietro da grandi presidenti della nostra regione Comelli e Biasutti che avevano chiesto questo per il nostro territorio della regione. Siamo secondo me in una condizione in cui possiamo chiedere questa fiscalità di vantaggio per permettere alle aziende che operano sul nostro territorio di essere più competitive per quanto riguarda i loro prodotti.
Assessore Zilli, edilizia scolastica, dissesto idrogeologico, l'adeguamento della FUC, Udine 2050, il progetto Friuli Europa è veramente un'iniezione di fondi grandissima. Sì, lo è in chiave regionale perché noi siamo convinti che tutta la raccolta di progetti che abbiamo fatto in questi mesi porti veramente a una crescita per questo territorio, una crescita che questo territorio si merita, che passa dalla logistica alla digitalizzazione, al sostegno della montagna, alla formazione dei nostri giovani e poi trova anche ovviamente linfa importante negli investimenti strutturali, quali Udine 2050. Obiettivo che il Friuli diventi realmente il retroporto di Trieste e la porta dell'Europa. Sì, il cuore dell'Europa è la nostra regione, dobbiamo avere l'ambizione di sostenere questo principio perché di fatto dal punto di vista logistico ci siamo, dal punto di vista delle idee anche e dei risultati economici lo siamo sempre stati. Quindi l'obiettivo è quello di tenere alto ancora sempre di più il valore di questo territorio attraverso iniziative anche di carattere fiscale come abbiamo già fatto in passato e che sicuramente reitereremo nel futuro. Assessore Bini, il Friuli deve tornare a ruggire e si parte da questi due importantissimi progetti. Beh sì, l'ho detto oggi pubblicamente, l'occasione è unica, al momento è quello giusto, sono in arrivo importanti risorse sia per quanto riguarda il PNRR, sono in arrivo importanti risorse che la Giunta regionale ha messo a disposizione per importanti investimenti. Guardate, mai come ora il Friuli deve far sistema. Io ho parlato oggi bisogna dare il punto al nuovo sistema Friuli, dove la politica, le associazioni di categoria, gli stakeholders devono lavorare assieme e non deve esistere maggioranza e opposizione, ci deve essere un unico obiettivo, far sì che gli investimenti che vengano fatti nella nostra terra degli investimenti importanti. L'occasione è unica, parliamo di infrastrutturazioni, parliamo di ZLS, parliamo del nostro futuro, parliamo nel voler rendere questo la patria della manifattura, perché insomma il PIL sviluppato all'interno della nostra, del territorio del Friuli, il numero degli occupati garantiti è molto importante. Abbiamo davvero l'opportunità per poter svoltare insieme a tutto il Friuli Venezia Giulia, perché guardate, quando tu parli del porto di Trieste parli di un porto di un'importanza internazionale, quando parli del Pordenonese una zona all'avanguardia per quanto riguarda l'innovazione, la ricerca, insomma un sistema che deve tornare, come dicevo, a ruggire come ai vecchi tempi. E dobbiamo essere grati alla Società Filologica Friulana per il lavoro prezioso di ricucitura che tesse promuovendo la settimana della cultura friulana con l'obiettivo di rilanciare la Marileng. Quest'anno il calendario è ricco di eventi e di sorprese e speriamo che sia l'ultima volta in cui saremo costretti a fruirne a distanza. Così l'assessore regionale alla cultura Tiziana Gibelli è intervenuta alla conferenza stampa di presentazione questa mattina dell'8ª edizione della Settimana de Culture Friulane promossa dalla Società Filologica Friulana con il supporto della Regione e di Fondazione Friuli. Ci troviamo nella sede della Società Filologica Friulana per presentare l'8ª edizione della Settimana della Cultura Friulana. Qui con me il presidente della società Federico Vicario. Anche quest'anno un'edizione dedicata in particolare anche alla tecnologia dell'informazione, no? Anche la presentazione l'avete fatto in un format decisamente diverso rispetto alle scorse edizioni. Beh, devo dire che è veramente occasione di grande soddisfazione per noi poter dare continuità a questo impegno che da anni appunto ci vede nel segno della valorizzazione, della promozione dell'identità friulana nel suo complesso, quindi naturalmente cultura, vuol dire storia, vuol dire tradizioni, vuol dire lingua, vuol dire territorio, vuol dire storia dell'arte e diciamo facciamo questo anche facendoci forte dell'esperienza di più di un anno di lavoro che ci ha visto combattere un pochino tutti con questa pandemia purtroppo e quindi facendoci forte di questi nuovi mezzi di comunicazione virtuale, anche quindi attraverso le piattaforme che appunto permettono peraltro alla voce della cultura friulana, alla voce del nostro Friuli di raggiungere tutti gli interessati, quindi insomma non sono soltanto degli avvenimenti in presenza per quelli che possono partecipare alle singole manifestazioni, ma tutti gli interessati
anche grazie all'Ente Friuli nel Mondo con la sua rete tra i vari focolars, li Famès Furlanis, ecco, quindi questa grande rete che vuole riunire veramente tutti i friulani nel mondo, tutti i friulani interessati alla riscoperta delle loro radici e del loro patrimonio culturale. Partirete proprio il 6 maggio per una settimana davvero ricca di appuntamenti e sono anche tanti i partecipanti, insomma anche le realtà che vi partecipano. Sì, devo dire che anche quest'anno confermiamo numeri di grande importanza, sono oltre 100 le manifestazioni concentrate dal 6 al 16 maggio, tutte quante si possono seguire, diciamo, si può avere l'informazione, ecco, su quali sono nella nostra piattaforma che è settemane.it, quindi con la rassegna di tutti questi avvenimenti. Segnalo soltanto che sono ben 50 i comuni interessati in questa manifestazione e più di 150 tra associazioni, tra istituti culturali, tra gruppi teatrali, musicali, parrocchie, pro loco che partecipano, diciamo, alla promozione di questo evento. Sono numeri davvero molto importanti che ci gratificano molto e che ci fanno dire che siamo sulla giusta strada. Presidente Mauro Zanin, oggi si presenta la Settimana delle Culture Friulane. Questa è l'occasione per valorizzare la lingua, ma soprattutto tenere alte le tradizioni e la storia del Friuli Venezia Giulia. Sì, anche il sottotitolo di questa settimana che parla di storia, di lingua, di tradizioni e di Friuli fa sì che attraverso svariati avvenimenti, iniziative culturali si faccia una riflessione sulle energie morali profonde del Friuli, alle quali credo la nostra comunità debba attingere anche in funzione della ripartenza che ci aspetterà e che mi auguro possa coinvolgere tutte le energie della nostra comunità regionale. Proprio attraverso questa riflessione, attraverso questi insegnamenti, attraverso la capacità culturale che il Friuli ha dimostrato nel passato, recuperare, insomma, ecco, anche una speranza per questa terza ripartenza che in Consiglio regionale abbiamo definito recentemente, dopo quella del secondo dopoguerra e dopo quella del terremoto. Quindi proprio da qui un rilancio di una classe dirigente del nostro Friuli che, partendo dalla cultura, possa guardare al futuro, al progresso, per garantire, insomma, serenità ai nostri figli. Un programma davvero ricco, coinvolte 150 realtà e 50 comuni, anche questo è una bella ripartenza. Sì, è territorio, voglio dire, è proprio coinvolgimento, è squadra, è alleanza. Istituzioni importanti oltre alla società filologica, penso alla Fondazione Friuli, penso alla Fondazione De Claricini Dorpacher, all'Ente Friuli nel Mondo, ai 50 comuni, cioè tutti insieme a approfittare, ad approfondire una riflessione culturale riferita al Friuli, non guardando solo al passato, ma raccogliendo dalle esperienze del passato insegnamenti e prospettive ed energie per il futuro. Quindi è veramente da Presidente del Consiglio regionale una grande soddisfazione essere qui, perché qui si respira realmente in maniera concreta le capacità laboriose del Friuli, e questo ci fa ben sperare per le cose che dovremo fare nei prossimi mesi e anni per ripartire dopo quello che la pandemia purtroppo ci lascerà in termini sociali, in termini economici. Insomma, una serie di appuntamenti da non perdere per conoscere la nostra terra, e si chiude qui anche oggi. A voi la linea, prossimo appuntamento in diretta con l'informazione di Telefriuli con il TG delle 16:30. Un buon pomeriggio.